È un progetto particolarmente importante perché è affiliato a delle squadre professionistiche, in questo caso alla società del Calcio Padova tramite il Calcio Padova A5, e quindi direi che il nostro è più che altro un auspicio per l'inizio, diciamo, di un campionato a livello veneto nella prossima primavera magari, visto che ci sarà questo test match l'11 dicembre con la partecipazione, come è già stato ricordato, di 4 società professionistiche. E questo anche per ricordare il fatto che il mondo della disabilità nello sport ha sempre maggiore importanza. Basti pensare a quello che sono le Paralimpiadi, che fino a qualche anno fa non esistevano, ma ora è diventata un vero e proprio tassello importante, fondamentale del mondo olimpico internazionale. Noi ci auguriamo che lo stesso volano prenda anche il calcio nel mondo dei disabili, e quindi affiliato alle società di calcio professionistiche. Per noi il rapporto e il dialogo col territorio è fondamentale, si sviluppa lungo tante direttrici. La Padova for Special è una direttrice speciale, proprio lo dice proprio il nome, perché ci aiuta ad attirare e a coinvolgerle nel calcio ragazzi speciali che possono divertirsi, che possono passare qualche ora di svago, che possono praticare sport. È un'iniziativa che noi supportiamo insieme alla nostra divisione di calcio 5, che tengo a ringraziare, e tra poco ci sarà un test match e poi auspicabilmente inizierà il campionato, e spero che come i ragazzi possano onorare la nostra maglia e dare tutto, e sono sicura daranno tutte le energie possibili per portare in alto i nostri colori. È un bel momento per noi come società, come Calcio Padova C5, come Calcio Padova, come città, anche come Comune di Padova, perché siamo arrivati in occasione della Giornata Mondiale di Disabilità 2021 a un momento importante, che è quello di iniziare un campionato paralimpico. Questo magari 10 anni fa era una cosa che secondo me nessuno aveva mai pensato. Ricordiamoci che ci sono educatori, allenatori, presidenti, dirigenti, c'è tutta una serie di attori che entra in campo in questi temi, che è un lavoro, diciamo, di lungo, di anni, però grazie alla FIGC, grazie alle istituzioni, oggi siamo in punto del momento d'arrivo, e quindi 11 dicembre test match contro la grande Hellas Verona, contro il Federal Pissalò, e sicuramente sarà bello vedere appunto il colore bianco scudato ancora una volta protagonista in un tema così importante.